Vicenza è out. Il mondiale di ciclismo nel 2020 non si correrà all'ombra dei Colli Iberici. L'UCI, massimo organismo internazionale della bicicletta, manda KO la città del Palladio. La beffa era nell'aria e purtroppo si è avverata. Il mondiale del 2020, ufficiosamente assegnato a Vicenza fin dall'anno scorso, si correrà in Svizzera, dove tornerà anche nel 2024. La candidatura veneta paga così l'arrivo tardivo dei fondi necessari per assicurarsi il posto tra divisioni politiche a livello nazionale e locale. Insomma, una sconfitta per tutti, per chi poteva e doveva muoversi prima, per chi ama Vicenza e avrebbe voluto sfruttare questa grande occasione per promuovere la città del Palladio. Variati e Zaia avevano richiesto al governo PD un sostegno per i mondiali di ciclismo che non è mai arrivato. Il governo attuale invece in extremis ha firmato una fideiussione da 3,5 milioni di euro che garantiva i mondiali a Vicenza. La scelta di portarli in Svizzera è un affronto al territorio vicentino e al comitato promotore che in questi anni si è dato tanto da fare.